Primo punto stagionale per il giovane Atletico Messina che dopo 2 sconfitte consecutive trova finalmente il sorriso davanti al proprio pubblico. Al Sorbello finisce 1-1 contro un Sant'Alessio coriaceo e pericoloso fino all'ultimo, ma frenato da un super Previti tra i pali. Parte forte la formazione di mister Midiri, imbucata precisa di Moauro per Di Natale, ma il guardalinee alza subito la bandierina. L'Atletico insiste con il 2004 Guglielmo che va via sulla corsia a mancina e mette in mezzo un pallone d'oro per Morauro che manca l'impatto per centimetri. Brutto colpo per i padroni di casa al 43esimo, fuori Guglielmo, dentro Sturniolo che però più tardi sarà decisivo. Prima dell'intervallo si fa vedere il Sant'Alessio con un tentativo di De Marco, ma Previti è attento e blocca sicuro. Ripresa di tutt'altro ritmo, il Sant'Alessio parte fortissimo e dopo pochi minuti è già Previti a salvare l'Atletico sulla incornata di D'Amico, ma il portiere nulla può quando Giuseppe De Marco finalizza l'ottimo assist di Cavallaro e porta in vantaggio gli ospiti. Il Sant'Alessio spinge, ancora De Marco, poi Altamirano su calcio piazzato e infine Arias, ma Previti è insuperabile e con 3 interventi decisivi tiene in vita l'Atletico. E al 70esimo arriva infatti l'episodio che cambia il match, fallo in area di Lafauci su Sturniolo, l'arbitro non ha dubbi e concede il rigore. Sul dischetto va proprio Sturniolo, rincorsa, tiro e gol con un pizzico di brivido, ma l'Atletico riacciuffa il pari. Gli uomini di Midiri ci credono, poco dopo ancora Sturniolo segna di testa ma è in posizione irregolare. Tutto inutile, il punteggio resta sull'1-1. Finisce così al Sorbello, Atletico Messina e Sant'Alessio chiudono sul nulla di fatto, primo punto in classifica per i padroni di casa che lasciano l'ultimo posto. Il Sant'Alessio sale a 3 punti e si conferma in zona bassa, ma viva, protagonista assoluto senza dubbio lui, il portiere Previti, muro insormontabile tra i pali.